Difficile qua trovare posto. Così, È un'odissea. veramente. Non c'è solo via Giustiniani nella mappa del disagio di chi deve raggiungere il vecchio ospedale di Padova. Qui siamo all'ingresso di Porta Pontecorvo e la situazione non cambia. E anche qui le richieste dei padovani di un nuovo ospedale appaiono giustificate davanti alle difficoltà che quotidianamente si manifestano per queste vie. Fermo qui perché aspetta sua moglie. Sì, Ma non ha trovato parcheggio. e mi lamento sempre che Padova fa proprio schifo. È possibile che una città come Padova non abbia un posto dove ci si può fermare con la macchina? Ora, qua, intorno all'ospedale, mia moglie non può camminare, poverina, devo aspettarla in qualche posto. Dentro non mi fanno stare. Qua devo stare con gli occhi perché ognuno ha diritto di passare, eccetera, eccetera. Quindi Padova è una delle città in Italia dove parcheggiare è un lusso. Anzi, io guardi, le dico, ho appena posteggiato sulle strisce pedonali. Perché non trovava da nessuna parte. No, assolutamente. Ho mio padre che sta molto molto male, e ho pochi minuti, alle 12:30 devo andare su e qui non c'è parcheggio, non c'è niente, non c'è assolutamente nulla. Sto attendendo che mia moglie sta facendo una prenotazione in ospedale e quindi il tempo è limitato, per cui È impossibile trovare un parcheggio, si è dovuto fermare. sì, assolutamente. Quindi è necessario comportarsi in questa maniera, che non è l'ideale naturalmente, però di necessità virtù. Sì, la lascio qua perché non trovo nessun'altra possibilità, nemmeno a pagamento, di là è sempre pieno. Io vado spesso in ospedale, qui c'è ombra e trovo il posto, è rischio, ma la lascio qua. Per cui magari lo metto in sosta vietata e se va bene, se non passa il vigile, va tutto bene, se arriva ti paghi la multa. Il sindaco ha assicurato che il passaggio dei terreni alla regione per il nuovo ospedale avverrà presto. Dalla firma dell'accordo di programma intanto sono trascorsi quasi 6 mesi e Padova e il Veneto attendono ancora una struttura all'altezza delle aspettative ed esigenze di una sanità d'eccellenza.